E allora, il numero di ore di formazione è sia per gli operatori che poi rivolta verso le scuole, in particolare quindi gli studenti. Per quanto riguarda gli studenti sono stati più di 2200 quelli su cui nel 2025 siamo riusciti ad intervenire mettendoli in aula in momenti di incontro specifici. Abbiamo coinvolto 36 istituti scolastici in qualsiasi ordine, diciamo, scolastico, a partire dalle scuole per l'infanzia fino a poi arrivare alle scuole secondarie di secondo grado. Per quanto riguarda la formazione, nello specifico della Polizia Locale, anche questo è stato un dato importante perché abbiamo superato le 3.300 ore complessive, e questo è per segnalare quanto è importante e quanto ci teniamo noi a svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile, rendendolo non solo efficace ma anche professionalmente corretto. Perfetto.